Parliamo di locali che hanno usato anche l'europeo per rilanciarsi, hanno investito soldi per comprare o affittare apparecchiature e adesso si trovano con un investimento che non potrà dar frutto in nessun modo. Di conseguenza sarà l'ennesima beffa per appunto una categoria che ad oggi, dopo 14 mesi, non ha neanche ancora tutele dalle amministrazioni. Gestori dei locali sul piede di guerra per lo stop ai maxi schermi all'esterno per la finalissima di calcio chiedono che si ridiscuta la misura. Linea dura con zone d'ombra, commentano misura sterile, sottolinea il titolare del Bottegon, quella di vietare di trasmettere la partita senza il divieto di scendere in piazza e scelta che svantaggia, continua chi non ha posti a sedere all'interno. L'esito era probabilmente aspettato, però è anche quello più privo di buon senso, in quanto comunque la gente all'esterno seduta nei locali aveva la possibilità di essere un po' più messa in sicurezza. Adesso invece saranno tutti quanti incentivati o a vedere le partite nelle case private, quindi senza nessuna regola, nessuno che controlla, oppure all'interno di alcuni locali che hanno la televisione all'interno, e quindi anche qua, se all'interno era pericoloso fino a un mese fa, sarà ancora più pericoloso domenica sera. E poi la delusione per chi aveva già tutto sold out, 100 tavoli, la cui prenotazione verrà con ogni probabilità cancellata. I problemi che i signori qua di sopra tentano di evitare non sono dati da tutta la popolazione, ma sono dati al 95% da una determinata proprio fascia di età della popolazione. Che non è quella che viene a cena, bensì quella che arriva dopo. Quella che arriva dopo, certamente, è quella che prende due sedie dal locale qua dietro, le porta qua, si mette attorno a fare assembramenti, a vedere la partita e alla fine della partita ti trovi le sedie al locale qua dietro sfasciate. Anche tra la gente la misura fa discutere e divide tra chi favorevole e chi avrebbe sposato una linea più morbida. Essere un po' più morbidi per conto mio. E perché? Poi non è preoccupato lei per assembramenti o... Beh, basta vedere gli assembramenti che ci sono sui stadi, se quelli sono assembramenti, ma qua per un maxi schermo non penso che sia... Limitare l'afflusso dei giovani, non dico di pretendere che si mettano la mascherina, ma che abbiano un buon senso di stare un po' separati. L'assembramento è sempre un momento pericoloso per la diffusione del contagio, del quale ancora non siamo fuori. Non è che vietando un maxi schermo oggi o domani si risolve il problema degli stupidi, degli idioti o degli incoscienti, quello ce l'abbiamo sempre e costantemente.